bellissima emozione, direi per tutte le famiglie, per tutti i bambini, per l'amministrazione, e credo vada a ripagare il straordinario lavoro di tutti quei volontari che hanno lavorato in questi mesi per costruire queste macchine straordinarie. Un paesaggio bellissimo, una giornata che poteva essere anche di sole, ma che è stata rallegrata dal sole di queste persone che ci rendono felici anche con questi scherzi, ma ci portano appunto gioia e spensieratezza in questo paese. Beh, è stupendo anche perché i Carnevali di Marca fa un lavoro eccesso, bravissimi, un'organizzazione stupenda, state portando gioia ai bambini e a tutta la cittadina di Pieve di Soligo. Complimenti ancora, tanto di cappello a tutti i volontari perché fanno un lavoro gratuito e per tutti. Complimenti ancora. Hai detto bene Luca, infatti la giornata è grigia, ma con i colori del Carnevale noi lo vogliamo renderla coloratissima, grazie appunto al pubblico, numeroso pubblico che oggi è presente ed è venuto ad applaudire e ad vedere gli 8 carri che oggi stanno sfilando qui a Pieve di Soligo in una cornice storica bellissima, perché appunto abbiamo il ponte nuovo, c'è il municipio nuovo, quindi la cornice storica qui è veramente da ammirare. Io sono contento appunto di come sta andando anche la sfilata qui, tutto si sta svolgendo in maniera regolare, la gente è numerosa, adesso siamo in un momento di passaggio tra il primo passaggio dei carri che si è appena concluso con il secondo che adesso si sta attuando, quindi è la concretizzazione del lavoro che viene svolto, cioè tutte le varie attività che devono essere svolte per poter consolidare una sfilata che si svolge nell'arco di 2 ore, tutto deve incastrarsi nel modo dei modi. Grazie a questa domanda, perché appunto anche se un pochettino tecnica, per rendere l'idea di cosa si deve fare per portare nelle piazze i carri mascherati e dar modo appunto alle famiglie di dare 2 ore di aggregazione e divertimento.